Buonasera telespettatori, ben ritrovati. Terzo appuntamento con l'edizione straordinaria che come sempre segue i nostri telegiornali. In quest'ultima parte vogliamo aprire una finestra, fare un buon approfondimento legato alla situazione in questo momento dal punto di vista lavorativo, perché ovviamente l'emergenza sanitaria di fatto si sta allentando, ma l'emergenza economica purtroppo ancora no. Ci sono molte fabbriche che sono partite ma a rilento, ordinativi che stanno arrivando a rilento, cassa integrazione che non è ancora arrivata per molti e poi il settore del commercio e quello del turismo che sono ancora in difficoltà. In questo spazio abbiamo voluto approfondire il tema con due ospiti d'eccezione. Siamo con la CISL, abbiamo Cinzia Bonan che è il segretario generale di CISL Belluno e Treviso e poi abbiamo Sneder Scotton, segretario dell'FNP della CISL Belluno e Treviso. Buonasera. Buonasera a voi. Eccoli qua, buonasera. Buonasera. Buonasera anche a lei. Allora, ospiti che peraltro già conoscete perché insomma cerchiamo sempre di fare un approfondimento, un focus sul lavoro. Allora io Cinzia partirei proprio da lei. Abbiamo parlato di un'emergenza sanitaria, lo abbiamo fatto per molti mesi, adesso quello che più sta preoccupando le persone ma anche gli amministratori comunali è l'emergenza economica. Voi come sindacato che cosa state osservando? Sicuramente anche dagli ultimi dati che ha dato Veneto Lavoro proprio l'altro giorno stiamo rivedendo una piccola ripresa dal 4 maggio, insomma un po' qualcosa si sta rimettendo in moto sul fronte del lavoro e già questo se non altro ci rassicura su una ripresa nei prossimi mesi più sostanziale, perché oggi appunto è ancora molto a macchia di leopardo, alcune aziende in qualche modo ce la stanno facendo, altre sono in estrema difficoltà, così come da settore a settore. Tutto molto a rilento, però percepiamo, insomma, anche dalle associazioni datoriali che la voglia di rimettersi in moto, la voglia di ripartire c'è tutta. Per cui auspichiamo che questo trend dell'ultimo mese sul mercato del lavoro naturalmente venga implementato nei prossimi mesi e si veda pertanto una ripartenza della quale oggi si intravede soltanto un piccolo barlume di speranza. Probabilmente ha pagato anche la politica del governo dei licenziamenti sostanzialmente, no? Hanno impedito che ci fossero dei licenziamenti, stanno erogando questa cassa integrazione anche se peraltro non è ancora arrivata a tutti, però immagino che concordi con me che insomma il governo dando lo stop ai licenziamenti ha cercato un po' di arginare quella che poteva essere una deriva molto forte. Sicuramente presi dal momento e dalla paura del momento il rischio era forte e quindi da questo lato sicuramente auspichiamo anche che il governo di per sé, e lo abbiamo chiesto, riveda esposti anche la data del 17 agosto, perché il rischio sarebbe una ripresa in un momento, il mese di agosto, dove sappiamo che le attività devono ancora riprendere e non è sicuramente il mese quello della ripresa, rischierebbe che per mancanza di commesse, per mancanza di attività, alcune aziende, anziché temporeggiare, facciano delle scelte drastiche. E questo non può avvenire perché ci riporterebbe indietro nel tempo. Il nostro lavoro è quello appunto di aspettare mantenendo le persone legate al lavoro. Sicuramente in questa fase gli ammortizzatori sociali sono stati dati a pioggia, dovranno essere rivisti includendo anche delle politiche attive serie per quanto riguarda riqualificare i lavoratori per essere ovviamente più adeguati alle esigenze delle imprese da una parte e dall'altra, anche con delle politiche attive che gli permetta di rimettersi nel mercato del lavoro qualora appunto il destino sia quello di doverlo cambiare lavoro. Senta, Però va fatto tutto in maniera programmata, non si può adesso chiudere una porta ed aprirne un'altra senza la gradualità necessaria per recuperare i posti di lavoro che per il momento, come ha ben detto, sono sospesi. Assolutamente. Senta, dal vostro osservatorio speciale, come vede il settore del commercio e del turismo? Com'è la situazione?
Ma allora, la questione del commercio la distingo da quella del turismo, perché il commercio di fatto ha avuto due ambiti, quello dei generi alimentari che ovviamente non ha avuto particolari ripercussioni, anzi di fatto le persone dovendo mangiare a casa, vivendo a casa, hanno consumato molti più generi alimentari della fase precedente. Sicuramente c'è tutto l'altro mondo del commercio, invece, quello del cosiddetto no food, ma in primis ricordo il settore dell'abbigliamento, Mm, che ha subito ovviamente una drastica perdita. La stagione primaverile purtroppo non si recupera più mm. e quindi questo settore va sicuramente aiutato per riprendersi e per fare in modo anche che le persone siano invitate a ritornare a spendere, perché poi dall'altro canto è fortemente influenzato dalla contrazione dei consumi che c'è e c'è stata, e, ovviamente forzata prima, però adesso bisogna ritornare appunto a ridare quell'ottimismo alle persone per rimettere in circolo anche un sistema di consumi che poi fa ripartire anche le imprese. Altra questione è il turismo. Sul turismo siamo tutti molto attenti nel capire cosa succederà appunto da questa settimana in poi, con l'apertura delle frontiere, perché a prescindere che si dica che gli italiani faranno le ferie in Italia, se ci manca il supporto estero, i turisti stranieri, sicuramente anche il turismo avrà un contraccolpo molto 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 pesante. importante. Questo riguarda il Veneto più che Treviso, perché Treviso è vero che ha avuto dei buoni numeri sul turismo negli ultimi anni, però per fortuna, diversamente da altri territori del Veneto, non è sicuramente l'attività primaria. Però anche noi nel Trevigiano stiamo vedendo ovviamente delle situazioni che auspichiamo che adesso in estate appunto si rimettano velocemente in moto. Si possono sbloccare. Senta Sneder, nell'emergenza sanitaria che è scoppiata sono venuti alla luce molti altri problemi. Ad esempio, lo chiedo a lei come segretario dell'FNP, la fragilità della popolazione anziana, la solitudine per i tanti che vivono da soli, ma anche proprio la fragilità degli anziani. Anche voi, insomma, avete osservato questa situazione, come la state trattando? Che cosa può cambiare secondo lei? Allora, prima di tutto, sì, è vero, abbiamo avuto modo di constatare questa quantità e soprattutto la solitudine dell'anziano che ci preoccupa ancora di più. La solitudine porta alla morte. È stato un isolamento sofferto da parte dei nostri anziani, specialmente perché sono stati allontanati dai loro affetti e quindi staccati dalla vita. E per noi è stato veramente traumatico, per molti di noi. Però vorrei dire anche che tutto sommato c'è stata una buona risposta da parte delle amministrazioni comunali che in qualche modo hanno messo in funzione quelle reti di solidarietà delle associazioni dei territori e anche associazioni provinciali che in qualche modo hanno dato un contributo affinché questa solitudine che porta alla fragilità dell'uomo, perché lo sappiamo, si vede molto di più, no? Però sono stati bravi perché hanno contattato questi anziani, sono stati loro vicini, in qualche modo siamo riusciti, diciamo, a fare un buon percorso di avvicinamento, di stare assieme a loro. Questo è stato un po' quello che è avvenuto e sta avvenendo in moltissimi paesi e in moltissimi cittadini della Marca e anche del Bellunese. Quindi insomma lei ci sta raccontando che nonostante siano venuti alla luce determinati problemi, si è anche palesata una rete sociale molto forte, una rete di volontariato, di solidarietà e forse anche una macchina comunale che in qualche modo ha funzionato. Senta, un'altra cosa, fino a un po' di tempo fa parlavamo dei nonni come coloro che riuscivano a seguire anche economicamente e continuare ad aiutare dei figli ancora, insomma, nonostante fossero diventati adulti. È ancora così?
adulti, cioè i nonni, continuano ad aiutare figli e nipoti, o forse adesso è un po' più difficile la situazione? È difficile la situazione, purtroppo la situazione è drammatica, cioè, mi permetta così di un po', effettivamente questi 2 o 3 mesi di chiusura hanno portato, come abbiamo sentito, la nostra segretaria generale Cinzia ha delle difficoltà per l'industria, ma per tutto il mondo abbastanza grande. So che l'anziano, vorrei dire 2 parole però su 2 aspetti dell'anziano, perché l'anziano di solito viene connotato come la persona quasi da emarginare, la persona che non ha da dare. Quando Paura che ci sia un problema anziano è famiglie, è autore di quelle esperienze. Sì, le chiedo di ripetere l'ultimo concetto perché audio. purtroppo c'è una connessione secondo me che salta un pochino. Se riesce a ripetere l'ultimo concetto, lei ci sta dicendo che l'anziano è depositario di tradizioni familiari, se ho capito bene. Non solo di competenze e di esperienze, sì, specialmente da dove proveniamo, nel mondo, eccetera, che qualcuno ha sofferto la fame, qualcuno ha vissuto le esperienze proprio dei nostri nonni, quindi noi siamo stati bambini e abbiamo visto la povertà, l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo condivisa e sappiamo anche come siamo venuti fuori. Quindi in questi momenti, queste esperienze sono molto d'aiuto alle famiglie proprio per superare quelle difficoltà che sono di più logico, direi. Dall'altra parte è anche vero che siamo un aiuto economico, come nel 2012, anche questa volta per chi è nella famiglia è un aiuto concreto perché mette a disposizione la sua pensione, i suoi risparmi e come sempre è pronto ad aiutare tutta la famiglia. Grazie Snedder, abbiamo qualche problema di connessione, ma insomma se non riusciamo a capire quello che... Sì, abbiamo capito, poi lei sa che se ci sfugge qualche passaggio io glielo farò ripetere. Sento anch'io che ci sono, per me no, ma quando sento voi saltano le parole. Provo a ricollegarmi? Faccia una prova, io intanto faccio una domanda a Cinzia Bonanno, intanto secondo me sì, potrebbe essere utile, faccia una prova. Intanto io faccio una domanda a lei Cinzia, perché in questo periodo in cui tante casse integrazioni non sono arrivate, tante persone insomma hanno dovuto chiudere le loro attività per molto tempo, si sono create delle situazioni in cui addirittura era difficile pagare un mutuo, tanto che il governo appunto ha fatto la moratoria piuttosto che una bolletta, insomma situazioni che potrebbero anche creare le cosiddette bombe sociali, dei momenti insomma di protesta e di tensione molto forte. Voi state avvertendo questa situazione? Vi è capitato di percepire insomma situazioni al limite? Qual è un po' il termometro che avete da voi presso il sindacato? Ma guardi, cito due casi giusto per far capire. Abbiamo fatto un incontro con Savno, raccolta rifiuti, e ci hanno detto che le bollette di aprile erano state tutte regolarmente pagate. E questo dà se non altro il senso che la responsabilità delle famiglie comunque è quella, a prescindere di pagare le bollette, per cui di non rimanere indietro. È anche vero che però i mesi per molti lavoratori ancora in cassa integrazione abbiamo forse qualche evidente problema. Che appunto adesso ci stanno, mi sentite? Ci stanno chiedo anche a lei di ripetere l'ultimissimo concetto, Cinzia, gentilmente. No, mi dispiace perché io vi sento bene. Lei ci sente bene, guardi, l'ultimissimo concetto, perché siamo arrivati all'incontro che avete avuto con Savno, le bollette sono state tutte pagate. E quindi insomma abbiamo una misurazione di quelle che ci dicono
che per il momento le persone ancora stanno pagando. Sì. Sicuramente dall'altro canto però siamo preoccupati perché abbiamo anche incontri con i sindaci dei comuni dove da parte dei sindaci ci segnalano ovviamente un aumento delle richieste di aiuto da parte di famiglie che prima non erano nemmeno note come famiglie bisognose. Per fortuna c'è una rete territoriale che sta rispondendo bene, perché io credo che oggi a tutti i livelli degli incontri che stiamo facendo come sindacato abbiamo trovato istituzioni responsabili, servizi responsabili e di conseguenza tentando appunto di fare quel ammortizzatore sociale nel territorio assolutamente necessario per non far perdere la bussola a molte famiglie. Questo non vuol dire che non siamo preoccupati, perché il clima ovviamente di tensione si accumula via via, e allora continuiamo a ribadire la necessità di garantire sussidi e aiuti alle famiglie bisognose. Continuiamo a dire che bisogna aiutare le imprese bisognose, perché oggi le imprese, se hanno bisogno di liquidità, non possiamo correre il rischio che vadano a finire nelle mani di forme malavitose che arrivano in questi momenti di difficoltà. Certo. E quindi io credo che appunto dare fiducia economica sia alle famiglie in difficoltà sia alle aziende in difficoltà oggi è un elemento cruciale per far sì che nei prossimi mesi non ci siano situazioni critiche che possano esplodere, perché appunto il breve termine in qualche modo è stato superato. Adesso il rischio è che chi non si rimette immediatamente in corsa paghi il conto col tempo un po' più lungo. Senta Cinzia, resti collegata con noi, abbiamo pochi secondi di pubblicità, nel frattempo attendiamo che si ricolleghi Sneder e dopo torniamo per parlare di bonus, a tra pochissimo. Eccoci ben ritrovati ancora in diretta, rigorosamente in diretta. Allora, ci stiamo occupando di questa fase 3 post-Covid, una fase 3 in cui l'emergenza sanitaria sembra si stia pian piano allentando, ma insomma quella economica e quella sociale ancora sono prepotentemente presenti all'interno della nostra società, perché ci sono lavoratori che ancora attendono la cassa integrazione, perché le fabbriche stanno ripartendo piano piano, perché ci sono settori in difficoltà. E poi c'è il grande tema dei bonus. L'abbiamo lanciato prima della pubblicità, i vari decreti del governo hanno dato dei bonus ai cittadini in varie forme. Sapete, uno dei primi, anche dei più utilizzati, è il bonus babysitter, e il sindacato ha gestito le pratiche per l'erogazione dei bonus. Allora, Cinzia Bonan, chiederei proprio a lei, come insomma siete riusciti a gestire tutta questa mole di lavoro? Ci sono stati degli intoppi? I cittadini erano informati, non lo erano? Insomma, rispetto a quello che un po' abbiamo visto in televisione o attraverso i telegiornali, poi la realtà, che forma ha avuto? Si sente? Guardi, Sì. sicuramente sì. Per la verità stiamo ricevendo tantissime telefonate di persone che vogliono essere informate per capire meglio appunto quali siano i diritti. Dall'altro canto stiamo facendo anche noi azioni straordinarie per tentare di dare risposte il più possibile a tutte le persone, ma dare anche poi il famoso ISEE, che è il documento fiscale che serve per accedere poi ai vari bonus. E su questo stiamo facendo anche noi orari continuati, piuttosto che appunto ampliare la fascia oraria delle nostre attività. Sicuramente è un elemento importante, pertanto anche qua io dico a coloro che credono di averne diritto di utilizzarli, perché oggi comunque oltre i bonus dati a supporto delle famiglie che hanno avuto difficoltà con i figli, vedi i vari bonus appunto per i ragazzi. Però
prevalentemente con gli altri bonus l'intento è quello di rimettere in moto il mercato del consumo interno, perché appunto non dobbiamo dimenticarci che abbiamo le frontiere che sono aperte ancora a rilento. Noi viviamo di export piuttosto appunto che di turisti stranieri e quindi è fondamentale oggi per far ripartire le nostre imprese, far ripartire l'economia, rimettere in moto il mercato, i consumi interni. Quindi sicuramente è una giungla, sono complicati, si poteva fare meglio, come sempre nel seno del poi, però nelle condizioni da dove siamo partiti in una fase di assolutamente di emergenza, ma anche di incognita, perché nessuno sapeva come le cose procedevano di settimana in settimana, io credo che sia stato sicuramente insomma, un elemento di fiducia nel mercato che, torno a ripetere, deve ritornare a ripartire, per cui insomma, con l'invito di utilizzarli per rimettere liquidità in circolo. In questo momento è fondamentale. La bontà, insomma, di questi interventi, come diceva lei, dal bonus babysitter al reddito di emergenza, è data proprio dal numero delle richieste che voi avete ricevuto, che insomma sono state tantissime. Forse la gente ha ancora bisogno di informazioni perché per capire se ne è o meno, può esserne o meno destinatario, insomma proprio le informazioni base. Nonostante il mondo dell'informazione si sia speso molto per chiarire insomma, l'entità di questi bonus, ma evidentemente le persone, probabilmente voi ce lo potete testimoniare, hanno bisogno di una voce, di una parola, di un contatto, perché insomma in un momento come questo di grandi difficoltà la relazione rimane la cosa più importante. Immagino che ce lo potete confermare, no? Perché da quando avete aperto gli uffici insomma le persone sono arrivate. Guardi, sicuramente possiamo confermare che un eccesso di informazione poi crea anche in qualche modo insicurezza sull'informazione stessa. Siccome, insomma, a parte il lavoro fatto dai media, però poi c'è tutto quel lavoro che viene svolto nei social, che dice tutto il contrario di tutto, sicuramente le persone hanno bisogno di avere poi chi gli conferma appunto le procedure da attuare. Adesso, e lo ricordo perché ovviamente è una richiesta molto molto alta in questi giorni, il famoso bonus vacanza, anche questo che insomma dà un piccolo aiuto, un piccolo contributo alle famiglie per, a prescindere dal contesto, insomma guardare anche con ottimismo l'ambito della vacanza. E quindi anche questo sicuramente è un bonus diverso dagli altri, perché a parte l'ISEE ci si scarica l'applicazione, lo si fa in automatico da soli col proprio cellulare, però partendo sempre dall'ISEE, che ovviamente oggi vede una mole di richieste enorme con appuntamenti insomma che rischiano di essere anche in là col tempo, ma su questo insomma non disperiamo e cerchiamo noi di potenziare ovviamente i nostri uffici per poter dare delle risposte in maniera che più persone possibile insomma possano attingere anche a questi piccoli finanziamenti, ma che sicuramente vanno nella strada di incentivare il muoversi, di incentivare il spendere, di incentivare il tornare a vivere appunto come facevamo prima, in un momento dove appunto non più tardi di qualche mese fa davamo dei numeri assolutamente positivi per una ripresa appunto che era stata molto lunga dopo la crisi del 2011, avevamo visto che dal 2015 a oggi avevamo ripreso, anche ottimisticamente recuperato tutti i posti di lavoro persi ed è per questo che siamo seriamente preoccupati, perché in un momento dove le persone stavano riprendendo a rivedere la vita con ottimismo ci si richiuda appunto
in queste Certo. situazioni di paura del futuro che non aiutano sicuramente il nostro paese, ma il nostro territorio in primis. È lì che dobbiamo tornare, insomma, sostanzialmente, lì in quella fotografia che lei ha appena scattato. Poi ricordiamo che per quanto riguarda il bonus vacanze, l'ISEE deve essere non superiore ai 40.000 euro, quindi la piattaforma, il parterre di persone che potranno ottenere il bonus vacanze è sicuramente di non poco Molto, molto conto, alto, molto sì. molto ampio. Ecco, quindi attenzione, perché insomma in ballo c'è anche il bonus vacanze dal 1° luglio, quindi un'altra bella mole di pratiche da gestire. Intanto io saluto e ringrazio Sneder che si è ricollegato, abbiamo fatto attraverso il cellulare, quindi forse eccola qua, connessione meravigliosa, grazie. Grazie per essersi ricollegato. Senta, torniamo ai pensionati. In qualche modo, come sindacato dei pensionati, siete riusciti a elaborare, insomma, delle modalità per stare accanto alle famiglie in questa situazione, insieme ai comuni? Cioè, siete riusciti a creare una rete? Se sì, come? Allora, intanto su questo noi siamo molto avanti, sono anni che abbiamo degli incontri con le amministrazioni comunali con le quali condividiamo un po' tutti gli aspetti, sia dall'aspetto tributario, fiscale, l'aspetto sociale, l'aspetto economico, quindi tutto quello che è la vita di un comune la condividiamo per trovare delle soluzioni che possono andare incontro a quello che è l'aspetto sociale, quindi alle fasce più deboli. In questo caso, proprio in questo periodo, noi puntiamo moltissimo e condividiamo con le amministrazioni comunali delle strategie comuni, quindi suggerimenti che noi diamo per affrontare il futuro prossimo, perché oggi la situazione è una situazione di, abbiamo capito, di spesa, eccetera, quindi abbiamo capito un po' la situazione che stiamo vivendo, però abbiamo paura per il futuro, per quello che andiamo ad avere fra 2 o 3 mesi, molto probabilmente tra settembre e ottobre, quindi il ritorno, no, di questa pandemia. E quindi insieme ragioniamo come meglio sfruttare quelle risorse e quelli che sono dei piani per andare incontro a quelli che possono essere proprio i bisogni di futuro. Uno di questi, per esempio, che noi stiamo portando avanti e che sta prendendo piede anche a livello regionale, mi sembra che a maggio sia stata fatta un comunicato stampa, ma un comunicato anche proprio prima di fare l'ordinanza, che riguarda proprio un nuovo modo di intervento della Regione per le famiglie. E su questo punto noi, per esempio, ci stiamo prodigando con i comuni affinché adottino il fattore famiglia proprio nel fare l'ISEE. Perché? Perché questo dà una migliore redistribuzione delle risorse a tutti quanti. Alcuni comuni l'hanno adottato, ricordo su questo Treviso, che è stato uno dei primi, ma poi mi sembra San Polo di Piave, Ponte di Piave, quindi ci sono tutta una serie di comuni che si stanno attrezzando affinché questo tipo, per esempio, di sostegno proprio alla famiglia sia fatta su tutto quante le domande ISEE. Ecco. Ricordo anche il nostro impegno specialmente nelle aliquote sia IRPEF sia aliquote IMU e TASI, perché quest'anno, per esempio, anche in previsione di meno entrate, perché sicuramente soffriranno i comuni per avere minori entrate di IRPEF, quindi lavoratori che non lavorano, e IMU che non può essere pagata magari dai negozi, dai capannoni che sono chiusi, eccetera. Quindi è una forte preoccupazione e quindi noi chiediamo prima di tutto che non vengano aumentate le aliquote e dopo di avere un occhio riguardo, magari mettere in campo quel suggerimento che è stato dato dallo Stato di posticipare i pagamenti delle rate. Ecco, questi sono alcuni interventi che noi chiediamo proprio per migliorare il rapporto con le famiglie, ma a sostegno delle famiglie. Ce ne sono altri, ma che comunque
magari ne parlerò in seguito. Sì, un altro tema che insomma abbiamo ancora una decina di minuti a nostra disposizione, un altro tema interessante è quello sociosanitario. Sì. La nostra sanità sta facendo molti investimenti, oggi abbiamo fatto la presentazione della nuova piattaforma di eliosuperficie su M118 qui alla Cittadella al Cafoncello, ma insomma sono tanti gli investimenti che sono fatti. Secondo lei, per una maggiore tutela delle fasce più fragili della popolazione, proprio a partire dagli anziani, che cosa può fare in più, se c'è qualcosa che secondo lei è giusto che faccia in più il nostro sistema sanitario? Per quanto riguarda la sanità dell'USL 2, direi che si è sempre comportata a un livello superiore anche alle altre USL del Veneto. Abbiamo un ottimo rapporto in quanto abbiamo firmato tempo fa un accordo che ci permette appunto di fare assieme quegli interventi, quindi dare quei suggerimenti per migliorare gli interventi nel territorio. Uno di questi che noi abbiamo sentito in modo particolare e che caldeggiamo che venga fatta però anche su tutto il Veneto, ma in particolare da noi, visto che con il piano di sanità pubblica sono state istituite le USCA. Le USCA sono quelle unità di servizio la continuazione dell'assistenza, che sono state fondamentali per l'aiuto alle RSA, non dimentichiamo questo, e quindi che queste USCA continuano nel lavoro di essere sanità di prossimità, cioè quindi senza andare a scomodare, senza far sì che gli anziani magari devono andare all'ospedale, possono essere raggiunti a casa e magari con la telemedicina e quindi Sì. attraverso appunto si possa fare quelle visite diciamo dare quei responsi, quindi fare quegli esami di cui hanno bisogno senza spostarli. Questo è anche un discorso che si allaccia molto bene alle RSA, cioè alle case di riposo, che non dimentichiamo che sono case di riposo ma sono sanitarie e assistenziali, quindi hanno bisogno di un supporto. E quindi una delle cose è che se noi continuiamo questo, e quindi chiediamo anche all'USL di continuare con le USCA che siano presenti nelle case di riposo affinché non si trasporti l'ospite dalla casa di riposo in ospedale e poi Sì. magari di ritorno dopo la visita deve fare 1 o 2 settimane di periodo di quarantena. Di quarantena. No? È stupido questo, abbiamo le USCA, serviamoci, no? E questo è uno degli aspetti, ma proprio anche un aspetto che viene anche poi da quello che deve essere ormai non più rimandabile, che è il fatto che le nostre RSA, che le nostre IPAP, va bene, finalmente possono avere un incentivo in più. Qualcuno si è messo a ridere quando ho detto no, noi chiediamo che non solo vengano coperte tutte le impegnative, quindi più impegnative per le case di riposo, ma anche la quota che la sanità, che la regione mette, quella quota sanitaria per le case di riposo, venga aumentata, aumentare di 10 euro o aumentare di 5 euro, che ha un costo di 55 o 110 milioni all'anno e sono tanti per la regione, ma vengono risparmiati in modo 5 volte di più perché non porti più il paziente all'ospedale, hai tantissimi servizi, perché con un qualcosa in più puoi creare quelle strutture all'interno delle case di riposo che danno sollievo subito agli ospiti, quindi con un buon anche diciamo studio di costi e benefici, ma sicuramente la sanità ne guadagna, ed è queste cose che noi chiediamo, quindi che le USL siano molto più vicine alle nostre realtà, quindi ai nostri anziani
alle nostre case di riposo. Sì, sì, chiarissimo, questa è la vostra linea, la linea della CISL, ovvero dire evitiamo tutta una serie di passaggi di trasferimento dei nostri malati casa di riposo, ospedale, per creare dei servizi assistenziali già lì dove insomma questi sono, ma anche per non creare troppi passaggi. Non è soltanto una questione di spesa, ma anche immagino che sia proprio una questione di qualità della vita di questi. Meno traumatizzabile il trasporto Certo. dalla casa di riposo, quindi lasciamoli lì che sono a casa loro, no? Esatto, assolutamente. Bonanna, anche con lei vorrei fare un passaggio sul socio-sanitario, proprio perché appunto abbiamo visto questi grandissimi investimenti che sta facendo la Regione anche per prepararsi per una possibile nuova ondata d'autunno. Zaia parlava di artiglieria pesante, sono sufficienti per voi? Ma diciamo che sicuramente ad oggi, siccome sapevamo di cosa avremmo avuto bisogno se la situazione fosse peggiorata, grazie a Dio invece è stata contenuta, grazie a Dio, il lavoro delle persone che hanno messo in campo è stata contenuta, e quindi io credo che proprio in virtù di questa conoscenza acquisita sicuramente non possiamo trovarci adesso impreparati qualora dovesse tornare il virus con l'aggressività che abbiamo visto i mesi scorsi, perché è fondamentale, per non tornare a bloccare tutto il sistema, qualora si dovesse presentare ancora il virus, ripartire immediatamente con tutte le precauzioni che abbiamo messo in campo in questo periodo e che sono state efficaci, perché appunto dove sono state usate abbiamo visto che si è riusciti a contenere il tutto. Quindi io credo che in virtù di un territorio che ha comunque, per fortuna, per la qualità della vita, una popolazione anziana che è destinata a crescere, queste strutture, qualora non dovessero servire per la fase Covid di ritorno, potranno sicuramente servire per fare quelle strutture che anche là noi come CISL era da molto che le chiedevamo, i famosi ospedali di comunità, ovvero dove le persone una volta dimesse dall'ospedale possono rimanere per fare una degenza ovviamente qualificata in base alle loro esigenze. E quindi insomma una serie di strumenti, anche come ricordava bene prima Snyder, integrazione dei servizi tra l'ospedale e il territorio sono fondamentali, e sicuramente io credo che su questa strada adesso non si deve assolutamente tornare indietro, e quindi mantenere tutti i presidi per l'eventualità dovesse succedere servissero per il Covid, oppure tenerli e portarli avanti per dare delle risposte di maggiore qualità alle famiglie e alle persone anziane che di sanità, come sappiamo, ne hanno sempre tanto bisogno. Che è un po' il concetto, no, del socio-sanitario, no? Del riuscire a coniugare entrambi gli aspetti in un'unica politica. E so che insomma, la CISL è sempre stata molto, molto attenta su questo. Allora, ultimissima domanda, abbiamo pochi minuti a nostra disposizione. La fase 4, da dove ripartiamo? Allora, faccio un passaggio con lei, Snyder, toccando appunto per parlare dei nostri anziani come segretario dell'FNP, da dove ripartire, in qualche modo ce l'ha un po' accennato lei, cioè da questa rete tra sindacato, famiglie e comuni per creare una grande piattaforma, no? In modo da non isolare gli anziani e che nessuno resti fuori. Questa è la fase 4? È l'inizio della fase 4, perché quello che è importante, prima di tutto, come tutte le cose, c'è bisogno di capire attraverso i bilanci, che ormai sono in approvazione, quelli consuntivi, di capire se hanno risorse a disposizione. Queste risorse a disposizione, poi, quante di queste possono essere messe a disposizione proprio per prevenire, diciamo, quella che è il ritorno cosiddetto del virus, ma anche noi per esempio è una cosa che sollecitiamo, che i sindaci si mettano assieme e mettano un po' delle loro risorse affinché per creare quel fondo di sostegno alle aziende, per esempio, un po' sulla falsariga di quello che è stato fatto a Treviso, ma magari proprio a incrementare ancora di più una linea di credito che può veramente dare
un sostegno all'economia, e quindi perché abbiamo bisogno anche di questo, cioè non possiamo Certo. dimenticare. E quindi mettendo a frutto questo e poi riuscendo anche con un'oculato amministrazione, faccio l'esempio, c'è il fondo dei crediti non esigibili praticamente, anche lì si possono ricavare quei 10, 20, 30, 40, 50 mila euro che possono servire allo scopo, capito? Ma ci possono trovare risorse anche proprio attraverso un sostegno e anche chiedendo per esempio a quello che è il fondo di comunità. Abbiamo poi il fondo dei paesi di confine, sono tutte risorse che non devono essere spese solo per un settore, cioè per quei paesi che si trovano in quella situazione, ma se viene convogliato su tutta la Marca Trevisana o su tutta il Bellunese, visto che c'è il fondo welfare lì, ecco, sicuramente noi diamo una grossa mano al rilancio proprio dei nostri comuni e al rilancio delle famiglie e del lavoro. Non voglio dimenticare l'importanza della scuola, e specialmente la scuola il progetto che non tutti i comuni mettono o stanno studiando, che è lo 0-6 anni, che è fondamentale, Certo. perché riguarda l'asilo nido, riguarda la scuola materna, ma io lo spingerei fino agli 11, quindi anche alla scuola elementare. Ma è molto importante, sono tutte cose che noi chiediamo proprio perché si attivi tutto quello che è il nostro tessuto, perché se mettiamo in campo la scuola e quindi il recupero della scuola fondamentale, ma per questo abbiamo bisogno che i comuni magari vadano incontro alle famiglie pagando non so, l'abbonamento. Assolutamente. Ecco, Anche perché i prezzi sono lievitati, sono lievitati i prezzi delle rette. Certo. Certamente. E quindi tutto questo insieme, ecco perché noi chiediamo prima di tutto capire che disponibilità ha un comune, chiedere a loro, guardate che potete fare massa critica se vi mettete assieme con altri per avere determinati fondi, e quindi anche unire per esempio quelle che sono le competenze sul sociale tra comuni. Si può avere un forte finanziamento da parte della regione, eccetera, e quindi andare incontro proprio a questo tipo di spesa. La forza della rete, lei ci sta dicendo, vero? La forza della rete. Esattamente. Bonan, anche con lei la stessa domanda, la nostra fase 4 per il tessuto economico e sociale, da dove si riparte? In qualche modo ci ha risposto un po' prima, proprio un passaggio veloce su questa ripartenza. Ma guarda, io credo che appunto la famiglia è stata il nucleo che ha maggiormente pagato il conto di questa crisi, e dalla famiglia e dai bisogni delle famiglie bisogna partire, essendo tutti più solidali. Chi ha deve dare, perché anche la generosità fa parte di una solidarietà che stiamo perdendo, e chi ha bisogno deve chiedere senza appunto farsi remore, perché veniamo anche da una cultura, la nostra, che ci umilia a chiedere, e quindi a volte tentiamo malamente di fare le cose da soli. Quindi remare tutti dalla stessa parte, come è stato detto, nessuno si salva da solo, ma sicuramente questa deve essere un'occasione per appunto essere solidari tra di noi, non lasciare indietro nessuno, anzi proprio con le situazioni più fragili concentrarci e dare delle risposte e degli aiuti dove servono. E questa sarà la fase 3, perché oggi abbiamo dato aiuti in maniera trasversale a tutti, adesso bisogna concentrarci a dare quegli aiuti e quelle risorse in quelle situazioni più fragili, che però rischiano di indebolire tutto il nostro tessuto sociale e anche vedere vanificati tutti gli sforzi, e sono stati tantissimi che sin qui abbiamo fatto. Senta, lei ha parlato di famiglia, è arrivato il Family Act da pochissimo, allora posso chiedere a lei un po' di commentare gli vari interventi. Anche qui insomma ci sarà bisogno della vostra intermediazione, perché sono sempre aiuti che si relazionano con l'ISEE, come per esempio i vari bonus. Adesso il nido non è ripartito, ma uno di questi era anche il bonus nido. Cosa ne pensa di questo Family Act? Va Allora, incontro un po' alle esigenze?
Allora, se non altro è un primo passo, perché sino ad oggi si faceva fatica anche a mettere insieme, appunto, come è stato ricordato da Snyder, la possibilità di avere un ISE family friendly, come si suol dire. Oggi noi, le famiglie, oltre ad aiutarle, perché, torno a ripetere, sono il nucleo più abbandonato della nostra società, ma noi siamo fatti di famiglie, appunto. E dall'altro canto dobbiamo aiutare le famiglie anche per incentivare la natività, la natalità, che come sappiamo è un problema che da decenni non riusciamo a invertire come ordine di tendenza. Oggi fare il terzo figlio è un impegno, quasi nessuno lo fa più e se nessuno lo fa è un problema per il nostro futuro. Per cui la famiglia, a prescindere dalla crisi del Covid, dove è stata ulteriormente messa a dura prova, comunque aveva già di per sé una serie di problematiche che vanno assolutamente supportate da un sistema appunto di politiche specifiche che vedano una famiglia un elemento di supporto della nostra società, così come abbiamo sempre dimostrato, e anche che rimette insieme le generazioni, per cui i giovani con gli anziani, perché altrimenti rischiamo che qualcosa nel mentre si possa rompere. Chiarissimo, grazie Cinzia Bonan, segretario generale della CISL Belluno e Treviso. Ringrazio anche Snyder Scotton dell'FNP, sempre Belluno e Treviso, per aver insomma raccontato un po' lo scenario, questa fase 3, andiamo verso la 4, cercato un po' di far capire su che cosa loro stanno lavorando e qual è la realtà che quotidianamente vivono come sindacato. Grazie per essere stati con noi stasera. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori e grazie a voi. Allora, giusto il tempo per darvi pochissime notizie di cronaca. Purtroppo ci sono due notizie proprio dell'ultima ora battute da ANSA. La prima è quella di un decesso, perché un uomo di 68 anni è morto scivolando da un sentiero mentre saliva il monte Tavernazzo sopra la Val Rosna in comune di Sovramonte. Siamo in provincia di Belluno. L'allarme è stato dato da due amici che erano con lui. L'uomo, attardandosi e non dando notizia di sé, ha fatto ritornare sui loro passi gli amici che lo hanno visto sotto alcuni salti di roccia. Sul posto gli uomini del soccorso alpino, i sanitari, l'elicottero del 118. Il 68enne, una volta raggiunto, appunto per lui non c'era più nulla da fare. Poi abbiamo un'altra notizia che è legata al processo per mafia. Tra i testimoni nel processo siamo ad Eraclea, quindi nel veneziano. Tra i testimoni nel processo per infiltrazioni camorristiche ad Eraclea nel veneziano ci sarà anche l'attuale ministro degli interni Luciana Lamorgese. Lo ha deciso oggi nell'aula bunker di Mestre il Tribunale di Venezia, il collegio presieduto da Stefano Manduzio. Queste sono le due ultime notizie, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Ring, con gli ospiti, ovviamente politica ma non solo, tanti temi. Due ospiti saranno presenti in studio, altri due invece si collegheranno via Skype. E non dimenticate il sondaggio, questa sera parliamo di autonomia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. L'edizione straordinaria torna domani alle 11:30.